È stato firmato dall'assessorato regionale alle infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, l'importante arteria stradale agrigentina che collega la strada statale 640 degli Scrittori alla strada statale 115 per Agrigento, Porto Empedocle, Caltanissetta e Gela. Il finanziamento complessivo ammonta a oltre 4 milioni e mezzo di euro. Deriva da fondi statali attivati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 21-27, messi a disposizione dalla Regione Siciliana nell'ambito del patto di coesione stipulato fra il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Schifani. Soddisfazione espressa per il deputato agrigentino Pisano, segretario della 14ª Commissione parlamentare politica dell'Unione Europea, che si è battuto affinché il rifacimento della strada cosiddetta Mosella, così come la realizzazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio Seneto, venissero inseriti nella programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione. È un giorno importante per la nostra città, per la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato l'onorevole Pisano. Finalmente si interviene su un tratto stradale strategico per la viabilità agrigentina, nota purtroppo per le numerose vittime registrate negli anni. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Meloni e il suo governo per l'attenzione mostrata nei confronti degli agrigentini, l'assessore regionale infrastrutture Aricò, la Commissione parlamentare dell'Unione Europea, all'interno della quale mi sono battuto affinché il rifacimento della strada Mosella, unitamente alla realizzazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio Seneto di Agrigento, venisse inserito nella programmazione dei FSC, cioè dei fondi. Dopo il decreto di finanziamento, afferma Pisano, per l'impianto di illuminazione dello stadio, per cui la realizzazione sono stati aggiudicati già i lavori, questo finanziamento rappresenta un altro risultato concreto della mia attività parlamentare in favore del mio territorio, un altro impegno mantenuto con i cittadini.